prodotti. Martedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce. È il 257° giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 108 al termine. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:24. La luna si leva alle 15:39 e tramonta alle 23:55. L'Endinara invia a Venezia un'ambasceria di 8 cittadini per far atto di dedizione e giurare fedeltà alla Repubblica. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, con qualche pioggia a tratti, più probabilmente dal pomeriggio sui monti. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno. La città di Portogruaro, un territorio di confine tra pianura e mare, tra Veneto e Friuli. Si sviluppa lungo le sponde dell'Emene. Siamo nel Veneto orientale, dove l'ambiente è caratterizzato dalla ricchezza d'acqua grazie alle numerose sorgive. L'acqua è ovunque in città, la si sente scorrere, guizzare, la si vede luccicare. Una decina di chiese antiche abbelliscono le vie centrali di Portogruaro, tra cui il Duomo di Sant'Andrea, costruito tra il XVIII e il XIX secolo sulle fondamenta di un edificio ancor più antico e ricco di opere d'arte, con un campanile alto 59 metri e leggermente inclinato. Degna di nota anche la loggia comunale, il municipio, dall'originale facciata a campana con merlature. Portogruaro è una piccola Venezia fluviale che sorprende per la sua unicità e per i suoi bellissimi scorci.